Adesso invece parliamo di una ricerca fatta in Belgio da uno studioso belga, il quale avrebbe determinato che gli omosessuali nascono e non diventano. Cioè si diventa che si nasce gay e non ci si diventa. E non si diventa. È anche detto che gli omosessuali sono delle persone che hanno un carattere assolutamente non pericoloso e non perverso. Ci mancherebbe altro. E quindi noi abbiamo deciso di parlare a una persona che invece non... Li vede un po' come fumo negli occhi, ecco. Esatto, stiamo parlando del nostro sceriffo Giancarlo Gentilini. Esatto, che abbiamo sentito ieri per radio e l'abbiamo chiamato oggi per capire cosa ne pensava di questa ricerca fatta in Belgio e pubblicata proprio su TGcom. L'abbiamo chiamato oggi pomeriggio. Pronto? Sceriffo? Sì, pronto, chi parla? Siamo Fedre e Marco dello sfogatoio. Lo scolatoio, sì. Lo scolatoio, si ricorda? Sì, che mi ricordo, sì. Come sta, sceriffo? Tutto bene, voi tutto bene? Sì, stiamo lavorando, lei lavora? Certo, controllo la mia città. Diciamo, sto passeggiando per il centro di Treviso. Bravo, sceriffo. Bravo. Ma ha notato, sceriffo, che Fedro si sta avvicinando sempre di più all'accento veneto da quando sta qui da noi? Ho sentito, gli faremo il permesso di soggiorno. Sceriffo, sono italiano e ho la residenza che è permesso di soggiorno. Marco, ma scusa, dimmi. Ma non sei della Raza Piave? Non sei Padania pura? Ho capito, alle spalle. Sceriffo, l'abbiamo chiamato per un motivo, perché abbiamo letto oggi sul TGcom che un ricercatore belga ha dichiarato che l'omosessualità si ha dalla nascita. Cioè si nasce omosessuali. Esatto. I culatoni dicono. E che i gay in verità non sono pericolosi e non sono perversi o pericolosi, capito? Visto che lei ce l'ha un po' con quella categoria. Allora, sono pericolosissimi per i nostri maschi della razza Piave. Io personalmente ne ho convertiti tanti. E come li ha convertiti, scusi? Ho applicato la legge della Lega Nord. Cioè, che dice sta legge? Come si fa a convertire un gay? Come si fa? Gli si dà un bel bicchiere di prosecco e una bella femmina trevigiana, doc. Funziona. Che ride, non funziona. Ma magari funziona, però obiettivamente adesso sia onesto con noi, signor Gentilini, però lei se dovesse incontrare un gay per strada non è che gli rifiuta la parola, lo tratta male? Altro. Assolutamente no. No. Adesso un attimo che sto entrando qui in un bar di Treviso. Sì, beh, giusto. Lo sceriffo beve un sacco di ombre. Salve sceriffo, ma cosa desidera? Una bella ombra di prosecco! Mamma mia, gliela faccio subito, ma guardi quanto è bello, ma che bell'uomo, che mamma mia, meglio che in televisione, che meraviglia, mamma mia! Il barista gay, Pensate sì. Sceriffo? No, che fa? No. Sceriffo! No! Ha fatto fuori il cameriere! Sceriffo, cosa ha fatto? Cosa ride, sceriffo? Ho applicato il Vangelo secondo Gentilini. No, ma non può fare ste cose, ma ha ucciso il barista! Ma scusi! Non era della razza Piave? Vuol dire? Ma ha detto che era tollerante pochi secondi fa! Diciamo che non rispondeva ai connotati che hanno i maschi padani. Io chiuderei questa telefonata, se no rischiamo grosso. La dobbiamo salutare, grazie sceriffo. Ciao. Basta. Saluto tutti e avvicinatevi allo scolatoio del Peter Pan. Sfogatevi, ma poi rimandate per le soluzioni al pro sindaco e allo sceriffo d'Italia. Guarda, uno può anche non essere della Lega, però lui fa ridere, dice delle cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra, però fa ridere da morire,